Aeroporto Canova, ore 13. L'effetto coronavirus è palpabile. I passeggeri, pochissimi, trascinano i trolley verso i gate deserti. Il crollo del numero dei viaggiatori è impressionante. L'effetto supera quello di un attentato terroristico. Siamo a oltre il 60% di passeggeri in meno a Treviso, come al Marco Polo di Tessera, dove le foto da coprifuoco dell'area commerciale sono l'emblema dei danni che il settore sta subendo. Diversi esercizi hanno già deciso di abbassare le serrande mettendo in ferie o permesso i dipendenti. Alcuni servizi di trasporto in bus dei passeggeri hanno sospeso il servizio. Crollo degli arrivi come delle partenze anche alla luce della chiusura all'Italia di diversi paesi. Gli altri aerei viaggiano ancora ma praticamente vuoti. Ryanair ha deciso di tagliare il 25% dei voli da e per l'Italia a partire dalla metà di marzo fino all'8 aprile. Poi si vedrà. E tra le varie ipotesi che in queste ore Save Air 3 starebbe vagliando per limitare le perdite c'è anche quella della chiusura temporanea del Canova, dirottando voli e passeggeri su Venezia. Venerdì è in programma un incontro con i sindacati dei lavoratori per definire la situazione rispetto all'occupazione e misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza. Come sindacato noi ci impegneremo da subito, e l'abbiamo ribadito alle aziende che ci hanno contattato, per evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali e per garantire tenuta di reddito e occupazione a tutti i lavoratori, sia diretti sia degli appalti e dell'indotto.